Le 7 sedi dell'Ater del Veneto passate sotto la lente di ingrandimento, il governatore Luca Zaia ha deciso un'ispezione per fare chiarezza sulle modalità di assegnazione degli alloggi e di affidamento degli appalti per lavori di costruzione e manutenzione. Una decisione presa d'urgenza dopo lo scandalo dell'inchiesta Pantano sugli appalti pubblici truccati, che ha visto le perquisizioni di Carabinieri e Finanza nelle sedi di Ater di Padova e Venezia. Una decisione formale portata in giunta per dare un incarico al direttore generale, il dottor Baggio, di avviare un'indagine, un'ispezione nelle Ater del Veneto per chiarire le modalità di assegnazione delle abitazioni e ovviamente degli appalti sotto soglia, sotto i 200.000 euro, senza la volontà di mettere alcuno sul banco degli imputati, ma semplicemente per chiarire ai cittadini e alle istituzioni queste vicende. Un controllo straordinario per fugare ogni dubbio sulla piena legittimità dell'operato di amministratori e dirigenti è fortemente voluto da Zaia. La filosofia deve essere sempre una: disposizione della magistratura e male non fare, paura non avere. Una filosofia che pare essere condivisa anche dal presidente dell'Ater di Padova, Flavio Frasson. Siamo assolutamente tranquilli riguardo a queste ispezioni, abbiamo superato la prova Guardia di Finanza, quindi siamo assolutamente tranquillissimi. Io spero che da questa ispezione esca comunque un'immagine vera degli Ater del Veneto,